Ultima lezione del corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, che ha l'obiettivo di fornire ai giovani architetti elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. In cattedra, nella sede dell'Ordine, il presidente della Fondazione del Mediterraneo Pietro Freaccabrino, il consigliere della Fondazione del Mediterraneo Giuseppe Lalicata, che hanno parlato degli interventi nelle costruzioni esistenti avviando una seconda esercitazione sull'uso della piattaforma informatica della regione siciliana denominata Sismica. Con quella di questa sera si conclude il ciclo di lezioni che hanno caratterizzato il corso di aggiornamento professionale che l'Ordine degli Architetti di Agrigento e la Fondazione Architetti del Mediterraneo hanno voluto organizzare sulla scia di un percorso già tracciato negli anni passati per fornire alcune informazioni, alcuni dati importanti ai giovani architetti su temi diversi, su problematiche diverse, dal sisma bonus alla legislazione, dai rapporti con gli uffici tecnici all'edilizia pubblica e privata, agli interventi di edilizia antisismica. Argomento che caratterizzerà l'ultima lezione del corso, che è quella di oggi, distinta in due moduli, uno tenuto dall'architetto Lalicata, che seguirà la prima tranche, il primo modulo, che sarà tenuto da chi parla e che, ripeto, entrambi chiuderanno il ciclo di queste lezioni. La lezione che riguarderà la sismica e che terrò io verterà sostanzialmente, sarà una continuazione, se vogliamo, del precedente intervento tenuto la volta scorsa dall'architetto Lamendola, e che riguarda essenzialmente gli edifici esistenti, gli interventi sugli edifici esistenti. Il patrimonio edilizio esistente oggi è senza dubbio un bacino inesauribile di costruzioni, di realtà edificate che vertono in condizioni preoccupanti e che richiedono pertanto una serie di azioni finalizzate al loro adeguamento alle normative vigenti e affinché possano esercitare una risposta efficace a eventuali azioni dovute a sismi o comunque ad azioni accidentali traumatiche per gli edifici. Con la lezione di oggi si conclude il corso di aggiornamento rivolto all'avvio professionale dei giovani architetti, che ha visto protagonista non solo l'Ordine, congiuntamente alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ma ha visto protagonisti soprattutto i giovani professionisti che, proiettati nel mondo della libera professione, hanno seguito con particolare attenzione ed interesse tutte le tematiche che sono state affrontate durante tutto il corso. La lezione di oggi è incentrata principalmente sulla progettazione strutturale e rappresenta la seconda parte e la naturale continuazione della precedente lezione, che è stata già tenuta dagli architetti Rino Lamendola e Pino La Greca. Il mio modulo tratterà la modulistica e la documentazione da allegare alle istanze per la presentazione dei progetti all'ufficio del Genio Civile e contestualmente anche parlerò sull'utilizzo della piattaforma sismica con le variazioni che si possono eseguire subito dopo la presentazione del progetto e la successiva vidimazione della pratica stessa. Lo scopo è quello di consentire a tutti i giovani professionisti di acquisire tutte quelle nozioni tecniche e pratiche che fondamentalmente provengono dal mondo della professione, al fine di poter presentare una pratica per un progetto strutturale nel pieno rispetto delle norme tecniche delle costruzioni attualmente vigenti.